verrà, io ne ho già sete, le verrà, nel tempo che verrà, e scenderà giù per la collina, da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove, e piove su noi, che non ci incontriamo mai. Lei verrà, ma d'estate le verrà, perché aspetto già. Scenderà forse di mattina dal fiume che va. Per noi avrò strane parole, quelle che non riesco a dire mai, parole di cui ti vergogni. Ci sarà il sole nella stanza in fondo agli occhi tuoi, amore che non dai più sogni, amore che non dai. Io ne ho già sete, scenderà forse di mattina dal fiume che va. Per noi avrò strane parole, quelle che non riesco a dire mai, parole di cui ti vergogni. Ci sarà il sole nella stanza in fondo agli occhi tuoi, amore che non dà più sogni, amore che non dà. Amore che non dà più sogni, amore che non dà. Domenica 1 febbraio, benvenuti, è un piacere ritrovarci qua. Passeremo insieme 2 ore scarse di proposte musicali che arrivano da tutta Italia. Da queste audizioni, come sapete, usciranno i 16 finalisti di questa 26esima edizione di Musicultura, 16 finalisti che verranno presentati al Teatro Persiani di Recanati ufficialmente il 23 aprile prossimo, e per chi di voi fosse interessato a essere presente anche a quell'appuntamento, ricordo che nel foyer è possibile prenotarsi. Come è possibile prenotarsi per la visione del film Enzo Avitabile Music Life, l'ingresso è libero, dedicato agli università e agli istituti superiori, ma chiunque volendo può partecipare, basta prenotarsi. L'appuntamento è per venerdì prossimo alle 10:15 al Cinema Teatro Excelsior in via Cavour.
Allora, cominciamo a entrare nel vivo di questa serata presentando i miei compagni qui di viaggio e di tavolo. Dalla mia destra Marco Maestri, autore e compositore. Accanto a lui e a me il direttore artistico di Musicultura Piero Cesanelli. Io sono Ezio Nannipieri e accanto a me c'è Stefano Bonagura, critico e giornalista musicale, e quindi Marcello Lamattina, docente di filosofia del linguaggio presso l'Ateneo di Macerata. Ringrazio e auguro buon lavoro anche ai due tavoli che accolgono le due giurie studentesche, una dell'Università di Camerino, l'altra dell'Università di Macerata, che hanno l'onere e l'onore di scegliere uno dei 16 finalisti, nonché di discutere con noi in generale la rosa definitiva dei 16. Allora cominciamo a Valeria Tron. Buonasera, è davvero un grande piacere per me essere qua. Sul palco con me i miei compagni di viaggio e i miei più grandi amici, io Glar. Io sono una cantautrice in patois, più comunemente conosciuto come occitano, e per accompagnarvi in questi 700 chilometri verso i confini della Francia, lassù alla mia valle, la Val Germanasca, una valle piccolissima, ma ancora più nel dettaglio, nel mio paese minuscolo che è Rodoretto, ho pensato di anticipare i brani che adesso andrete a sentire con dei ritagli di racconto in italiano, come già accade poi nei nostri spettacoli, delle emozioni così che possano portarvi un po' più vicino. Quindi, insomma, se siamo tutti pronti, in questo modo la lingua non sarà un muro, ma semmai un ponte, o meglio ancora un'ancora, ferma sulla mia convinzione che le minoranze o le realtà identitarie piccolissime che resistono all'omologazione siano una fonte preziosa di bellezza per il nostro paese. Buon ascolto. Cerco un bastone che sia gamba e braccio alla mia terra zotta. È una pietra dura per colmare il vuoto nei muri ammuffiti. È una valle di vetro che faccia eco alla voce di chi si è perduto. No, togli la carne e sei solo ossa. Togli la scorza e sei solo legno. Terra e sei solo vapore. La luna per me lucciam fa l'erbo griso. Guarda la luna under te, slei pallo di namiso. Sami
Ray Pundo. Grazie. Era rapito dalle dune di fieno, un cielo pallido riflesso nel raso dell'acqua, gli steli appuntiti come aculei di riccio nel gilet, un rastrello morto, una gerla per sgabello, la punta della falce fumante e stanca, un'ultima sigaretta, lo sguardo ansioso a filtrare la luce tra i boschi, a spremere il cielo al confine delle sue rughe. Suona dunque, Montanaro, suona che la tua guerra è finita. Suona, balleremo sulle punte dei piedi e i nostri sorrisi faranno ebre le stalle e i fienili. La tua guerra è lontana, si è mangiata tutto. La tua giovinezza, il tuo coraggio, le tue corde vocali, il tuo ideale e la tua lettera d'amore. E lui suonava. Un cappello di feltro lanciato per aria raccoglieva le offerte del vento, ed erano passi e valichi di nevi fresche e bocche di genziana. Una nota alla tempesta e una al latte caldo, una nota al ricordo e una al tormento, una nota alla stufa e una al piatto colmo, per ogni notte di pace, ogni notte viva, con la gerla sulla schiena, nel silenzio dell'imbrunire, assorto tra le dune del fieno, come un miraggio intagliato nei tronchi, s'era messo a cantare. L'altra i freire, lo più giove slambai di non sorsiero callignai, cantavo una meta, ma è andar sei, gnala che ero, so somar la nausa, vai un son ciapella, la non è, un plan musicos dei fai. Piero, mo che non pusa un signore un blocco la quarta onde o fecha senti siamo cariganti e gli bloi che crema l'arma abbiamo un dio senso sacro alla masca di non play voglio lo sono un seguito o per dei fai, nella lingua e non paese, son vai cuse la guerra, nella vita dinamis, Giuseppe che alla trifeire, questo son per la marma, lo con Dio, che le montaire in altre, traire gli ammanda, la montagna gli ammicure, senza pingue, senza pane, come un flor, tramolo l'aire, la car morto del fusil.
dormia din lontano coperta foglia vita, La busta mon violin, e mandavi la laguna, quella lingua poi di te, a Marsaglio la nerusa, dallo tre a Valdese. Grazie. Alza gli occhi, bimba mia. Lève les yeux. Prendi il fazzoletto, asciuga quelle lacrime. In ogni tempo c'è una zona d'ombra e nelle mie mani giganti il tuo nido. Sarò tra le trecce di lana di una vecchia maglia, verde come gli abeti. Sarò nell'odore di questi sentieri, tra i ciottoli e il muschio, e nella nebbia vorace che mangia i profili e confonde il cielo con la terra. Sarò nelle pieghe della tua fronte e sarò io la tua ruga migliore. Non avere paura, figlia mia, lève les yeux. Il tempo di un fiore è il tempo di tutto, è un prato e milioni di occhi e non è vuoto. La tua pioggia quando vorrai essere libera e la tua neve se vorrai ascoltare. Sarò nella nostra casa, lassù, ad aspettarti, e nella luna buona il tempo di seminare. E canti me che non monta sia, canti lui me che è meglio, alla sveglia ombra da color e i briciastem fel, alla sveglia ombra da color e i briciastem fel, alla sveglia ombra da color e i briciastem. E se montavo da Melzero agli aino friso pan,
prende gente che mai tu fa lugar e me suveno e t'hai mandato e me suveno t'hai mandato e me suveno che t'hai mandato e mi vei e vai sulle pleo le noi te lo vei dirmi su tale neu e vai sulle pleo le noi te lo stesso a che freit in orecchio sentio ta voce l'altro sentio papi angianul tenio la vita e l'altro tenio un figlio e l'altro tenio un figlio e perché mi sei come non devo che perdi su me mi sei come non amo io e casa me viaggia e che sempre a chi può de noi e me sei un fermo e me sei un ferma mi vei e vei sulle pleo te vuoi care un tondin da pero d'uso e vei sulle pleo te vuoi care per me mi gialla e vei sulle pleo te vuoi care per me mi gialla e canti e che lo mondo sì canti lo las milions in un mese un vedo senza occhi verdi las milions in un mese un vedo e senza occhi verdi e coccia che mantiamo un nome e raman luteo e milion su veno non ricordo gli ampaga su da tre e sotto tre nemo mi vei e vei sulle pleo le noi te lo vei dirmi sotto la flor e vei sulle pleo te vuoi care per me mi gialla neve e vei sulle pleo te vuoi care per me mi gialla neve perché l'amor ne ha ne aver e sondermo e sarei sempre a beccao da te lo giorno che dai lei sa mi vei e vei sulle pleo le noi te lo vei dirmi su taraneo e vei sulle pleo te vuoi careo per me mi già e vei sulle pleo te vuoi careo per me mi già la notte per beure la notte beure la notte. Grazie. Sul palco con me Mario al basso, Simone cornamusa e flauti, Ugo flauto traverso, Paolo chitarra, Gianluca percussioni,
Paolino, pianoforte, e Marco Arnulè al Semitum. Grazie mille, grazie per questa opportunità. A presto, grazie. Buonasera Valeria. Buonasera, buonasera. In tempi di potentissima globalizzazione, noi a Musicultura da anni, ascoltiamo canzoni, musica, canzone popolare, moderna, che nasce tendenzialmente in grandi centri. Non dico metropoli, ma comunque musica cittadina d'origine. Allora vorrei sapere da te, nonostante questa situazione, dato che tu provieni da un piccolo centro, in una valle, se tutto ciò che tu fai, o in generale, la musica nasce in una maniera diversa. Guardi, le rispondo così. Per piccolo che sia il mio paese, è minuscolo. Voi pensate 4 case arroccate ad un pendio, 2 campanili per le 2 chiese, cattolica e valdese, perché noi siamo in una valle valdese, ricchissima di storia. Una valle che ha combattuto per la sua lingua, per la sua cultura. Ecco, in questi piccolissimi centri la vita non è diversa. Quando io sono scesa da lassù, parlando il mio patois, ma vi assicuro che i libri arrivano anche a Rodoretto e come, insomma. Quindi mi sono trovata nelle città e certo ero spaesata, ma quella piccola realtà mi aveva insegnato ogni tipologia umana che poi ho incontrato nella città. Non è dove vivi, è come vivi nel posto in cui vivi che ti rende vivo, scusate le ripetizioni. Quindi anche musicalmente, certo ho anche scritto canzoni in italiano, anche se la prima fu sulla guerra del Golfo e avevo 11 anni ed era in patois perché è la mia lingua materna, e quindi però ho capito che trasportare una lingua che pochi conoscono e purtroppo pochi parlano, perché la mia lingua è in ginocchio, sui ceci, non si scherza, quando muore una lingua l'umanità intera perde qualcosa. Quindi quando ho pensato che avrei voluto scrivere la mia vita mi è venuto spontaneo farlo in patois, ma nello stesso tempo, per rispondere alla sua domanda, ho incontrato tra le persone che non erano di madrelingua un grande interesse che mi ha spronata. La differenza tra scrivere in italiano e in patois è enorme, perché la mia lingua parla per immagini, è una lingua di movimento, è una lingua che non sa dire né ti amo né addio, quindi non conosce gli estremi, però è una lingua fatta per il lavoro, per cui è una lingua che davvero non si arresta mai, mentre invece l'italiano si prende anche le sue giuste pause. Scrivere in patois ha un vantaggio che è quello, per me sono la prima, per cui ho il vantaggio che è la mia lingua materna e che scopro quotidianamente delle cose nuove. Ho lo svantaggio che anche nello spettacolo devo alternare la mia esecuzione in patois a brani in italiano. Però io mi ricordo un signore di Napoli che alla fine di un concerto mi disse: grazie, mi hai riportato nei vicoli di Napoli. Cioè io volevo portarlo lassù e lui si era ritrovato lì. Quindi davvero non cambia dal punto di vista, secondo me, vivere in un piccolo paese. Certo, io avevo tutta la libertà del mondo perché c'erano solo pascoli e campi, però dipende da quello che hai dentro, la tua identità che poi si forma, e quando è formata è formata. Io non riuscirei forse a vivere in città, devo dire che avrei un po' di problemi, però insomma potrei anche provare, non si sa mai. Io ho letto, ho avuto la possibilità, la fortuna di leggere i vostri testi, sì, tradotti in lingua italiana. Sì, li traduco sempre. Era un suggerimento, una curiosità mia, come esercizio compositivo proprio, non sarebbe possibile avere 2 versioni della stessa canzone usando chiaramente tutti gli accorgimenti che un testo di una canzone deve avere, quindi le assonanze, le metriche, le accentuazioni, ma averne 2 versioni, una nella tua lingua e una in lingua italiana, proprio per esportare anche la vostra cultura, perché
È vero che il suono con la melodia, con la strumentazione che c'è dietro e con i suoni da voi scelti in modo molto accurato, devo dire, tra l'altro. Grazie. Danno l'idea un po' del clima che tu provi a trasferirci. Ma sarebbe un esercizio compositivo che secondo me potrebbe avere anche un riscontro notevole. Allora, le rispondo così, dunque, quando devo tradurre un testo dal patois l'italiano lo violenta. L'italiano tende a violentare il patois, no? Per questo anche nel disco ci sono i testi in patois ovviamente e ci sono le traduzioni in italiano. Mere, purtroppo, in senso che forse potrei anche costruire qualcosa di più poetico nel momento in cui traduco. Però facciamo un esempio. Scusa se ti interrompo, sì. Però tu metti le traduzioni in italiano in prosa, nel senso che metti le traduzioni in italiano non come se fossero un testo della stessa canzone. Sì, sì. Che è una cosa diversa da quello che ti ho suggerito io. Sì. Cioè io dicevo creare un testo con lo stesso significato, sì. Però tenendo presente di un certo tipo di accortezza che bisogna avere nel costruire un testo di una canzone, quindi la metrica, l'accentuazione. Certo, tutto il è resto. un esercizio che potrei sicuramente provare a fare, anzi probabilmente arricchirebbe ancora di più. La cosa che è difficile è che davvero noi diciamo alba e in patois si dice all'entrata del giorno. È molto più bello all'entrata del giorno rispetto a alba, no? Quindi anche volendo fare un testo differente ne perderebbe comunque dall'originale, rischierebbe veramente di perderne. Però è sicuramente un consiglio che seguirò anche quando arrangio i pezzi, perché io non conosco la musica, li fischietto ai miei musicisti su un registratore e poi lo facciamo. È una cosa un po' strana, ma funziona così, perché li ho già orchestrati. Quindi anche in quel caso il secondo disco poi si sposta più in là, ci sarà un pezzo addirittura metà in patois e metà in italiano, anche perché serve per far capire le assonanze o le differenze linguistiche. Sì, comunque grazie, perché secondo me potrei anche provare a fare questo tipo di intervento in più. Grazie a te. Grazie mille. Sì, sono qua. Ciao. Allora, io avrei una curiosità. Sì. Dalla nota biografica, che Sì. poi è la vostra scheda di presentazione, ecco, io leggo che scrivi che sei artigiana del legno, pittrice e mamma. Sì. Ora, l'elemento forte di essere mamma emerge anche dall'ultimo testo, dove tu ci introduci questo legame che ha la madre con il figlio, giusto? No, quella era una canzone che mio padre, che oggi sono 6 anni che non c'è più, scrive a me, cioè io ho immaginato che mio papà scrivesse a me. E oggi era il suo anniversario, per cui ho voluto. No, mio figlio però anticipa il CD. E nel disco il primo ad aver composto la sua filastrocca in patois ovviamente è stato Fabrizio, che ha 6 anni. L'essere mamma mi sprona ad andare avanti per questa strada, perché per me è una cosa sicuramente importante e lui è anche spronato, quindi poi... Perfetto. Un'altra cosa, Sì. Volevo sapere più nello specifico che rapporto hai in generale con l'arte, considerato che ripeti anche dopo che sei un artigiano del legno e canti per urgenza. Ecco. Sì, no, io su Arodoretto non c'è niente, immaginate che se uno si deve fare un quadro se lo fa, se si deve fare un mobile se lo fa, e quindi io avevo queste due attitudini che erano disegnare e cantare, no? E più metti che avevo un padre falegname che ti metteva al rusco a 12 anni e quindi ho imparato l'arte del legno, a dipingere ovviamente ho studiato e poi a cantare non ho mai studiato, ma ho sempre continuato. Quindi il rapporto che ho con l'arte è un rapporto complessissimo, perché non posso vivere senza e a volte non vorrei anche staccarmene un po', perché quando non sono a fare una cosa devo fare le altre due, insomma non è così semplice, però è anche molto gratificante, è un privilegio enorme poter convivere con l'arte. Grazie. Ok, grazie. Grazie mille. Ciao, grazie Valeria. Grazie.
E adesso invitiamo sul palco i Santi Bevitori. Ciao a tutti, noi siamo i Santi Bevitori. E me ne resto qui contando gli attimi, intanto un vecchio si lamenta. Fisso su quel display sempre il numero 6, mentre io il 178. Intrappolato come un ratto, sto rassegnato in fili aspetto, e un po' di vita se ne va. Di colpo il panico tra loschi uomini armati di pistole e rabbia, gridano e fremono, le poste tacciono e tutti con il muso a terra. Passamontagna sulla faccia, non lasceranno alcuna traccia, ma casse vuote e un brivido, e quindi un balordo mi consegna il sacco. Mi intima secco, tu reggi che è meglio per te. E quanti contanti mi danzano davanti, la grande occasione che fa l'uomo ladro stavolta è per me. Deciso ormai che io venga con voi, su avanti diamocela a gambe. Il quinto complice ci aspetta in macchina, bestemmia e grida di sbrigarsi. Già sogno mari tropicali e vaffanculo alle cambiali, in al lavoro che non c'è. Perché? Ma quindi una guardia, Madonna, non l'avevo vista. Mi fa lo scambetto così mi cappotto e non mi rialzo più. Ed i miei compari con sacco e denari son già ben lontani, puntando quei mari che io non vedrò. Grazie a tutti, ben trovati. Noi abbiamo realizzato quest'anno il nostro EP d'esordio, che è dedicato alla pace, all'amore, alla fratellanza, e titolato Presto verremo alle mani. E per restare in tema, il prossimo pezzo si chiama Forse Pino s'ammazza.
tasse dolore dei miei soldi che scappano in fretta e purtroppo non bastano mai. Anche Pino non è che stia meglio, molto presto avrà un altro figlio, e per quanto ne sia ben felice, solo Dio sa le spese che avrà. Per sfuggire all'angoscia e alla crisi che impazza, se oggi il suo Milan perde, forse Pino s'ammazza. Pino certo non è un oratore, ma a suo modo è un poeta minore. Se descrive in metafore oscene il ministro che parla di spread, io strimpello con mano insicura, canto Nino non aver paura. Fino a un tratto mi sembra commosso, forse pensa all'infanzia, chissà. Per sfuggire all'angoscia e alla crisi che impazza, se non fuma al più presto, forse Pino s'ammazza. E il meccanico, maledizione, m'ha dovuto rifar la frizione. Pagherei una cifra inaudita se potesse rifarmi la vita. Per sfuggire all'angoscia e alla crisi che impazza, se non fuma al più presto, forse Pino s'ammazza. E con l'aria che tira anche io ne esco pazzo. Pino passa la miccia, forse dopo m'ammazzo. Grazie mille. Vi salutiamo con l'ultimo pezzo che è ispirato ad un fatto di cronaca e sicuramente ve lo ricordate bene. Giunse presto Pietro puntuale come sempre posteggione al vicolo. Disse giù dall'Iscariota pago io il parcheggio tanto 30 spiccioli. E Giovanni con la moto passò a prendere il Rabibbo, li raggiunse lì. Ma Filippo e Giacomo il maggiore che abitavan proprio dietro l'angolo no, non ebbero problemi ad arrivare prima e prenotare un tavolo. Che gran pienone c'è qui, benché sia giovedì. 13 coperti si sta stretti ma tra amici in fondo cosa importa mai. Prese posto Andrea Simone il cananeo, si strinse accanto a Giacomo di Alfeo. Quel burlone di Matteo voleva fare ubriacare anche Giuda Taddeo. Quindi il buon Bartolomeo da sommeliere esperto scelse un nero d'avola. Ma Tommaso gran testone storse il naso dubitando della qualità. Finché non prova si sa la sua incredulità. Prendete, mangiatene tutti ed un coro di rutti da stomaci lieti ci canti la grazia di questa amicizia che perdurerà. Prendete, bevetene tutti fin quando ai prosciutti lì appesi al soffitto non paiano schiere di angeli in volo. Facciamo un cin cin. Gli
e oggi paga il rabbì. Di ripieni di bottiglie vuote e piene che invase la tavola. Ad un tratto s'alzò l'iscariota barcollante però ancora lucido. Da lontano un suono di sirene poliziesche che s'appropinquavano. Disse Giuda con la mano sulla spalla del compagno a capotavola: è stato un piacere, molto tardi, sono molto stanco, un bacio e vado via. Ma come? Già vai, ma perché? Manca ancora il caffè. Speciale dalla porta posteriore fece un'irruzione rapida. Appostati tra gli ulivi del giardino stavano i cecchini immobili. Procedettero all'arresto del maestro con disciplinata collera. Poi mostrandolo alla stampa disse: Caifa, l'abbiamo catturato ed eccolo. E le redazioni scrissero titoli effetto per le prime pagine, ma tutti più o meno così. Scacco matto a rabbì. E li presero e bebbero tutti, chi lì sull'istante, chi poi latitante, ed anche il processo fu un vero successo d'ascolti in TV. E li presero e bebbero tutti, e soltanto Pietro si salvò la pelle e negò 3 volte, dicendo così quando il gallo cantò: minchia, io niente so. Grazie a tutti. Alla chitarra acustica il mio amico Lucio Vaccaro, alla chitarra elettrica Alessandro Lopane, alla batteria mio fratello Walter Brunetti, al basso mister Iorico Lafigli. Sistema pure tutto, ti facciamo a posto, qualche domanda. Dunque, io volevo sapere dove... Sono qua. Grazie. Nel vostro nome, Santi Bevitori, accostate il concetto di virtù a quello di vizio. Sì. Poi, come hai ricordato tu, avete un lavoro discografico che si chiama Presto verremo alle mani. Esatto. Abbiamo sentito un pezzo che si intitola Forse Pino s'ammazza. Ecco, volevo sapere che posto ha la provocazione nella vostra proposta artistica. È una parte importante del discorso che portiamo sul palco, però il nostro obiettivo è sempre quello di lasciare un sorriso. È importante essere dei provocatori ma senza offendere, perché è più importante che il sorriso porti anche un pensiero, però non deve essere un pensiero troppo amaro, ci deve essere comunque un sottofondo di piacere, diciamo così, è come un caffè amaro. Quindi potreste aggiungere, anzi mettere prima al vostro nome Garbati Santi Bevitori. Bello, mi piace. Avrei un'altra domanda, sono qui, Sì. Mi hai visto. Io sono incuriosito dal vostro front line, cioè da queste 3 chitarre. Sì. Tra l'altro che si scambiano ruoli, non c'è una chitarra d'accompagnamento e una chitarra solista, secondo dei brani, anche all'interno dello stesso brano ci si scambia la palla. E allora la domanda era questa, sapere se sono 3, il gruppo, ho capito, il batterista e tuo fratello, per cui c'è già un nucleo familiare. No, è un modo di dire, insomma, non è... fratello spirituale, diciamo così. Se il gruppo nasce da 3 amici che suonavano la chitarra, per capirsi, oppure se è proprio una scelta di voler avere questo suono con tante corde, tra l'altro mescolando l'elettrico e l'acustico. No, in realtà è un risultato a cui siamo arrivati per gradi. Non eravamo amici prima, siamo diventati amici dopo, facendo musica insieme. E ci piaceva questo elemento delle 3 chitarre perché si vede poco.
E il bello è il fatto che si crei uno scambio, no? Come diceva giustamente lei, non ci sono dei ruoli predefiniti, ci si scambia le parti. A me piace citare a riguardo un grande Robert Fripp della chitarra che diceva giustamente: i King Crimson non sono un gruppo ma un modo di fare le cose. Noi ovviamente con massimo dell'umiltà non siamo i King Crimson, però ci piace un po' quel tipo di pensiero, ci piace molto. Se altre domande? Te ne faccio un'altra io. La prima canzone che ci avete proposto, che personalmente è anche quella che mi ha colpito di più, è un racconto, cioè è un tipo di atteggiamento che però mi sembra ricorre anche in altre canzoni vostre, cioè c'è un occhio come dell'osservatore che a un certo momento si diventa attore e poi si ritorna osservatore della situazione. In questo c'è qualcosa di cinematografico, è una sorta di regia e allo stesso tempo l'attore che dirige se stesso in qualche modo. È un po' il cinema, fa parte anche del vostro modo di concepire. Ci sono dei richiami western anche nel primo brano. Sì. È un compagno di viaggio importante anche per i riflessi che ha nella vostra musica o no? Sicuramente sì, questa è una domanda molto piacevole, perché effettivamente è così. Ad esempio a me capita di scrivere pensando spesso per immagini e poi è inevitabile che quelle immagini vengano da film, no? Ed è anche vero che, ecco, ad esempio in Un giorno alle poste sicuramente c'è l'elemento spaghetti western che è preponderante. Sicuramente, ecco, l'immagine fa parte del nostro modo di scrivere, di comporre e di raccontare. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Diamo il benvenuto a Flo. Buonasera a tutti. È un'emozione tornare dopo un anno. La canzone che vi faccio ascoltare si chiama Quale amore. È una canzone dal titolo provocatorio perché in realtà racconta di una storia dove d'amore c'è ben poco, di un rapporto violento e molesto tra una donna e un uomo che dice di amarla ma che poi insomma alla fine la tratta male. Non è una canzone contro gli uomini che invece sono capaci di amare in maniera sincera e totalizzante, ma contro la violenza, ecco, nei confronti di chi non può difendersi. Il mio tecnico, piacere. Pelle di pesca diventa di viola, ti ho dato un bacio e mi hai morsa, mai fui toccata dal gambo, dal fiore, ma a calci e pugni percossa. Ora che sto nella terra, vendetta, disdegno, la pena in sospeso, io che tremavo al suon dei tuoi passi, da qui non ne sento neanche il peso. Ma quale amore, 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 ti rompe le ossa a metà. Ma quale amore, tra i pugni e tra i calci, già per terra e poi se ne va. Chiesi carezze, un abbraccio mai dato, stretto che mi mancò il fiato. Ah, mai possiedi non darle catena, tranne se lei
si dimena. Ma quale amore, amore, le mani al collo, nel sangue l'amore non c'è. Ma quale amore con il naso rotto che ti rompe i denti, ma che amore è? Quale amore, 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 un segreto, un livido tra noi sarà. Ti giuro amore che è l'ultima volta, io muoio, è l'ultima volta sarà. Bimbi capricciosi, eroi perdenti, mani pesanti, piccole elementi, galli nel pollaio, colpevoli impuniti, uomini piccoli. Ma quale amore, 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 ti rompo a metà. Ma quale amore, tra i pugni e tra i calci ti lascia per terra e poi se ne va. Figlio di un cane, l'amore, l'amore, l'amore non sai che cos'è. Non è possesso, terrore di morir d'amore e uccidi tua madre con me. Ora che sto nelle stelle, nel vento, nessuna mano mi prende. Lascio la carne e il dolore e un'anima in pace a dormir tra le rose. Lascio la carne e il dolore e un'anima in pace a dormir tra le rose. Grazie. Le due canzoni che vi faccio ascoltare adesso invece si intitolano rispettivamente A ogni femmina un marito e Bonne chance, che significa buona fortuna. La prima è un affresco, diciamo, di un qualunque città del sud, insomma, come la mia, che vengo da Napoli, dove sembra che tutti abbiano già un destino scritto, soprattutto le donne, no? E questo è un dialogo anche un po' tenero tra una madre e una figlia che invece, come me, sceglie di fare un lavoro sognante, ecco. E invece l'altro è un po' più ironico, un po' più tagliente, mette a confronto la situazione dei tanti cervelli in fuga, ricercatori italiani, con quella di chi nasce per sua fortuna bello e quindi non deve faticare tanto. E per questi due brani ci accompagnerà con l'armonium Davide Mastropaolo. Rimane del treno la nube di polvere e fumo e il sottile rimpianto di non riuscire a partire mai, e del temporale pozzanghere nere e attesa di tempi clementi per piedi scalzi. Giocare ad andare alla guerra, la guerra è venuta da te, che qui la divisa è l'unico impiego che c'è. Giocare a vendere amore, seppure l'amore non c'è, che qui vendere amore è l'unico impiego che c'è. Il timpano della banda, la processione che già avanza, il comitato della festa, anche quest'anno va in difficoltà. Non ci porterà il gorilla, la donna tagliata a metà, il circo quest'anno non passa di qua. Sante parole e rido di me, mia madre dice
dice figlia mia, ma quanti sogni hai, che per i sogni non c'è tempo e poco e non ci basta mai, come il denaro, come l'amore. Sante parole, figlia mia, su quel che dico, a ogni femmina, o signore, già fece un marito. Non perdere tempo con la libertà, la rosa s'appassisce in fretta, come un giorno di festa. Domeniche d'abito buono, campane stonate e lenzuola di lino, le donne vestite di bianco lungo la navata del loro destino. Il ciondolo annegò nel pozzo quando dicesti vado via. Ma quante volte avrei pensato, se tornassi indietro, giocare a servire la messa, il santo non venne da te, che in fondo servire la messa è l'unico impiego che c'è. Cresce la marcia della banda, la processione che già avanza, il vescovo consegna al sindaco le chiavi d'oro della città. La giunta sfoggia il sorriso migliore e tutti ad applaudire al tricolore. Il circo quest'anno è passato di qua. Sante parole e ride di me. Mia madre dice figlia mia, ma quanti sogni hai, che per i sogni non c'è tempo e poco e non ci basta mai, come l'estate, come l'amore. Sante parole, figlia mia, so quel che dico, a ogni femmina, o signore, ci fece un marito. Non perdere tempo con la libertà, che a rosa s'appassisce in fretta, come un giorno di festa. La vita dura come un lampo e presto te ne accorgerai, come l'estate, come l'amore. Sante parole, figlia mia, so quel che dico, a ogni femmina, o signore, ci fece un marito. Non perdere tempo con la libertà, che a rosa s'appassisce in fretta, come un giorno di festa. Grazie. Come succede, insomma, nelle situazioni in cui non devono succedere imprevisti, è accaduto un imprevisto. Si è rotta una corda, quindi abbiamo bisogno, insomma, di un minuto per riaccordare la chitarra. L'applauso di incoraggiamento per l'accordato. Ci siamo? Mon chéri, a quel paese è sempre festa. Chi ha dato e tu sì che hai avuto tutto quello che c'è. E noi facciamo la fila negli uffici sbagliati, ricercatori, stagisti, geni, disoccupati. Ai, ai, ai. Un bijou in copertina ai tuoi amori, spargi opinioni nelle trasmissioni, fa impennare lo share. Il prof ha detto notizie per lei, per quella cattedra vuota siete 3006. Ai, ai, ai. E la via cosa, come ça s'en va, e noi restiamo qua, 40 anni con
con mamma e papà e la vie con ça, con ça s'en va, ma tu mi dici mon ami bon chance, au revoir. Mon chéri, io ho speso tutto in formazione, trascurando l'alimentazione e la tonicità. Ho fatto un giro di giostra dentro il Grande Fratello, nel paese rosole tutti cantano azzurro, e il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per te. E la via è con ça, con ça s'en va, noi restiamo qua, a 40 anni con mamma e papà, e la via è con ça, con ça s'en va, e tu ci dici mon ami bon chance, au revoir. La via con ça, dimmi come si fa senza concentri a diventare una star. La via è bella, la fuga di cervelli che studiano un vaccino antistupidità e un silicone atomico che in orbita profuma per le nostre inviate in diretta dalla luna. Sul divano con mamma e papà e la via con ça, con ça s'en va, ma tu ci dici mon ami bon chance, au revoir. Michele Maione alle percussioni e alla mandola, Marco Di Palo al violoncello, Davide Mastropaolo all'armonium e Ernesto Nobile a quello che resta di una chitarra. Grazie. Io resto qui. Buonasera Floriana, bentornata. Ciao. Ciao. Grazie. Flo, io ho apprezzato molto la capacità che mi sembra cresciuta rispetto all'anno scorso, può essere solo un'impressione, però diciamo che seguire l'evoluzione, la crescita e la capacità di descrivere in brevi immagini, brevi foto delle situazioni è quello che caratterizza rispetto all'anno scorso, al di là del fatto musicale, parlo di testo soprattutto, quello che abbiamo ascoltato questa sera, soprattutto i primi due brani. Grazie. Che cosa vuol dire per te? Condividi questo giudizio, nel senso che senti questa stessa crescita a questo stesso livello, su questi stessi elementi? Ma sì, cioè, tutto sommato noi poi siamo anche cresciuti, cioè io è passato un anno, in un anno poi succedono delle cose, abbiamo fatto tanti concerti, anche all'estero ci è capitato di fare delle cose insomma molto belle e quindi forse più che cambiare aumenta la consapevolezza e anche il coraggio di poter osare e dire quello che pensi su una cosa senza preoccuparti di sembrare, come dire, una che parla di una canzone d'amore piuttosto che una canzone di violenza. A me andava di dire questo e ho scritto quello che ho sentito, ecco. Nel frattempo ti sei dedicata prevalentemente, rispetto all'anno scorso, Sì. intendo dire, tutta alla musica? Hai lasciato le esperienze teatrali che avevi fatto in passato? Stai continuando? No, in realtà già dall'anno scorso, cioè, i miei inizi sono stati, come abbiamo detto già l'anno scorso, col musical, con un po' di cose che comunque mi sono servite moltissimo, però ormai già da un po' di anni che sì, faccio soltanto la cantante, per fortuna mia. Grazie Flo. Figurati. Ciao Flo, io ti chiedo prima di fare un passo indietro per cortesia, perché siamo anche in streaming e magari ti darà un po' fastidio la luce No, non negli volevo occhi, impallare. però chi ci segue da casa almeno può vederti meglio. Io concordo con quello che diceva Stefano Bonagura e in più noto anche un piacevolissimo ampliamento della tavolozza espressiva proprio della tua voce. Tu concedi delle cose che probabilmente già avevi
dentro di te, ma che non ti permettevi forse completamente di tradurre nel canto, per cui riesci a la tua tecnica c'è ancora, la si sente, ma è in un piano più di sfondo rispetto a prima, e questo mi sembra che ti renda anche più felice sul palco, è così? Sì, io sono anche più felice sul palco perché forse appunto mi ripeto, però anche il fatto di suonare in gruppo, questa non è una formazione messa in piedi per Musicultura, noi facciamo sempre i concerti insieme e sono più perché mi sento più sicura, sento il suono che io immagino quando scrivo, ora lo sento proprio come lo immagino. E per quanto riguarda le cose che mi hai detto sulla voce, io dico forse a 30 anni ho avuto questo regalo di avere questo graffio nella voce che prima non avevo, un giorno l'ho sentito e dico devo assolutamente tenermelo perché è come avere un colore in più per dipingere, quindi insomma me lo tengo, ecco. Altre domande? Sì. Quanto rimane, tu pur essendo una cantante che vive a Napoli, penso, da quello che ho capito, ecco. Io noto che sei abbastanza attratta da un certo tipo di colori, direi provinciali, paesani, che vengono fuori, da delle figure che sarebbero potute venire fuori da un film neorealista, oppure dai primi film di Fellini, e queste storie ti appassionano e diventano protagoniste anche delle tue canzoni, noto. Com'è nato questo tipo di... se c'è, io ho notato questo, non so se... Sì, c'è sia come mia fonte, diciamo, di ispirazione questo tipo di cinema e anche questo tipo di letteratura, ma comunque non me ne vogliano i miei compaesani, Napoli è una città ma è un grande paese, cioè nel senso che per certi aspetti io nella mia infanzia e adolescenza ho vissuto questo tipo di atmosfera molto, tra virgolette, paesana, pur vivendo a Napoli, perché comunque le città del sud sono un po' così, insomma, sono dei grossi paesi. Poi sai, le città di mare sono anche un po' tutte uguali, nel senso che si respira ancora questo tipo di atmosfera a tratti neorealista, insomma, non so se ci sono riuscita, però a me piace dare questi colori ai miei pezzi. Abbiamo terminato. Ok. Ciao Floriana, ciao a tutti, grazie. Ciao. La quarta proposta di stasera, Primiano stesso. Ciao. Ok. Siamo pronti. Allora, prima canzone. L'amore scemato. Ci penserà lei a parlare per me. Occhi neri di carbone all'uscita ventennale, sei salita su un treno a vapore, ma è stropicciato il cappello. Au, au. Fossimo stati inchiostro, saremmo carezze epistolari, non lasciare che poi l'erba mai ti cresca sotto i piedi. Au, au. Quanto potenziale avevi sulle labbra tue, solo l'entusiasmo che allettava le mie. Lei mi disse porti scarpe da signore pure te, che da sempre me ne vanto che io barboneggio, barboneggio, barboneggio.
Questa vita suona come l'attore, si recita per 4 soldi, ma poi te spari dentro. Questa vita suona come il gommone di salvataggio. Coraggio, prenditi il tempo di fare tutto. Guarda la luna stasera, è un tiro di sasso, ma tu cammini ad occhi bassi sui pollici a culo stretto. Me lo dici che siamo, io non l'ho ancora capito. E poi basta quest'aria da diamante intorno al dito. Totalizza le opinioni e poi fanne ciminiera. Se qualcosa non ti sta bene, dalle mie parti si dice au. Quanto fumo che facevi pure a fuoco spento, ora è chiaro che vivevi con il cinema accanto. Lei mi disse porti scarpe da signore pure te, ma se poi te lo ripeto che io barboneggio, barboneggio, barboneggio. Questa vita suona come l'attore, si recita per 4 soldi, ma poi te spari dentro. Questa vita suona come il gommone di salvataggio. Coraggio, prenditi il tempo di fare tutto. Guarda la luna stasera, è un tiro di sasso, ma tu cammini ad occhi bassi sui pollici a culo stretto. Me lo dici che siamo, io non l'ho ancora capito. E poi basta quest'aria da diamante intorno al dito. Nella piazza senza sedie mi guardi, mi chiedi ti siedi. Lo vedi, siamo solo aria ventilata. La tua mente fanatica voleva io fossi alla tua portata, ma ti sei trovata davanti ad una chiesa sconsacrata. Guarda la luna stasera, amore, è un tiro di sasso, ma tu cammini ad occhi bassi sui pollici a culo stretto. Ti prego dimmi che siamo, io non l'ho ancora capito. E poi basta quest'aria da diamante intorno al dito. Perché non ho più capito, nel dubbio me ne sono andato. Perché non ho più capito, è questo amore scemato. E insomma, questo luogo comune che capita, no? Allora, secondo brano, vi presento il mio inno, il mio invito a farcela, il mio pezzo contro ogni minaccia di appiattimento sociale. E come tu mi dirai, Aprimiano, ma Pia dell'Andersecchio. E io ti rispondo, esatto, è proprio il titolo della canzone, Pia dell'Andersecchio. Ma vattela piander secchio, cosa vuoi che sia? Rateizza un'altra magia. Spendi a stento lo stipendio, vino a portar via, vuoto in canna, Ave o Maria. Questo rende le tue impronte vittime di chi offende, spende, spande recidivamente, giudicante, gente arrogante. Ma batte la piante, secchio, credimi che è meglio. Qui non pagano l'impegno, non ti danno manche il resto. Ma batte la piante, secchio, corro contro vento. Non te vedo, non te sento, non te vedo, non te sento. Pelo sullo stomaco è quanto basta per volare via. Uomo sui fornelli, donna in armeria. Le difese immuni in certi amori non le avrai. E trappano alla testa che stanotte sto sognando di te, di te, di te. Medicine alternative, ritocchini, statuine stese al sole, delle abbronzature, smagliature vere, ma sul cuore batte la pianta del secchio senza appuntamento, senza Marte nel tuo segno, alimenterà l'ingegno.
piante il secchio, il tuo volto, quello dentro, come il mare al tramonto, come il mare al tramonto, te possino. Quei muri ferma l'epidemia, anche la giungla ha la sua democrazia. Mamma, fate la pianta il secchio, credimi che è meglio, qui non pagano l'impegno, non ti danno anche il resto. Ma fate la pianta il secchio, corro contro vento, non te vedo, non te sento, non te vedo, non te sento, come se non fossi qui e dirti che non è così. Ma parte la pianta il secchio, il tuo volto è quello dentro, come il mare al tramonto, come il mare al tramonto, via delante il secchio. Allora, l'ultimo pezzo con cui vi saluto, diciamo, sai, quando sei bambino e decidi di diventare cantautore, è giusto che ti fai una scuola d'ascolto, no? E così io mi sono fatto la mia scuola d'ascolto. I professori erano fantastici, c'era De Gregori, c'era De André, c'era Zero, Venditti, Dalla, insomma, si alternavano. Però il preside di questa scuola era Lucio Battisti e io non potevo non dedicargli una canzone, perché io ho scoperto il cantautorato grazie a lui, quindi io ho scritto una canzone. Che ho fatto? Ho preso il Battisti Mogol e il Battisti Panella, ho preso i titoli che più mi stanno a cuore, li ho messi insieme, ci ho fatto un testo, gli do un senso compiuto, secondo me. E lo dedico a lui e a tutti i suoi fratelli. Grazie. Era azzurra e chiara la tua compagnia, il vento di emozioni che non so mandar via, e penso a te, eroe di questa avventura qui, lo sei per tutti, prendila così. Il nostro caro angelo che prova confusione, se ora per questa musica sia il tempo di morire, per una lira non c'è più sole nella canzone, ma insieme a te sto bene, non credo che vivrò più senza te. Non fosse stato per te, cosa avremmo cantato le sere, spiaggia al mare, perché tra pensieri e parole innocente l'evasione, battisticamente parlando, battisticamente parlando. Di cellule, e perché no la macchina del tempo anche per te, prigionieri di un mondo che può crescere. Io, tu, noi tutti contro l'apparenza, io, tu, noi tutti contro l'apparenza. Nei tuoi giardini avvolgo il cuore con il nastro rosa, non ho nessun dolore, salto una giornata uggiosa, come il palese inganno di una donna per amico. Viaggiare neanche un minuto, io non vorrei, ma se vuoi segna me.
non fosse stato per te. Cosa avremmo cantato le sere, spiaggia al mare, perché tra pensieri e parole innocente l'evasione, fattisticamente parlando. Oh, fattisticamente parlando. E vorrei dirti adesso che il tuo canto è ancora libero, Don Giovanni della musica. Ciao Lorenzo. Scusate, Loris Iannamico al pianoforte, giustamente. Fabio Santa Caterina, ukulele e chitarra, e Alessandra Massari alle percussioni. Posso staccare? Posso staccare? Ciao. Ciao Lorenzo. Devo- Volevo sapere che tipo di attività live conduci o conducete se suoni col gruppo in giro. Guarda, noi vabbè, stiamo a Roma e facciamo i classici live romani nei locali e stiamo bene così. Certo, ci piacerebbe andare avanti. Proponi un repertorio tuo o immagino anche introduci cover di Battisti? No, faccio cose mie, preferisco, anche perché a volte, poi per come sono fatto io, non mi piace storpiare i grandi pezzi, quindi preferisco fare cose mie. Grazie. Prego. Io ti volevo chiedere, Lorenzo, sono qui davanti a te, intanto come se puoi fare un passo indietro per la luce, perché ci segue in streaming. Volevo chiederti, tu hai prima, secondo me, centrato una bella immagine quando hai raccontato di questa scuola immaginaria, no? Dei cantautori, dove insegnanti e un preside, e hai citato i nomi che hai citato. Ma tu ti senti in classe? Chi sono i compagni di classe? Cioè intorno a te che questa tradizione chi ha lasciato, chi ascolti volentieri, chi ritieni e regni degni eredi, diciamo, di quella tradizione? Allora, innanzitutto la scuola d'ascolto non c'ha campanelle, non c'ha anni di frequentazione, dura tutta la vita, dipende da te. È una cosa che devi fare, secondo me, ogni giorno, bisogna alimentarsi dei grandi colonne della musica italiana. Certo, io ovviamente per quello che è la mia esperienza, Battisti è il preside, poi per qualcun altro può essere qualcun altro il preside. Io sono frequento questa classe, i miei compagni di classe, venendo anche qui, vedo che comunque sono tanti. Guardandomi un po' in giro, in alcune situazioni vedo che non sono tanti, perché insomma il cantautorato penso che la cosa più importante è la base della musica italiana, insomma andrebbero un po' sensibilizzati. Io andrei al Ministero dell'Istruzione a dire che nelle scuole bisogna mettere una materia cantautorato, cioè io farei questo. Grazie. Grazie, altre domande? Scusa, sì. Tu ti sei trovato davanti a un video, appunto, in cui il tuo preferito, Lucio Battisti,
ha scelto di dedicare la sua prima parte della sua produzione artistica a un certo tipo di canzone insieme a Mogol. Poi si è evoluto, secondo me, nel senso che ha tentato di andare avanti pur potendo invece vivere comodamente di quello che aveva già ottenuto, e quindi ha azzerato tutto e ha cambiato totalmente da un punto di vista musicale e soprattutto testuale con Pasquale Panella. Di queste due linee musicali ti sei affezionato a entrambe, oppure quale preferisci, e soprattutto hai apprezzato quest'ultima fase di Lucio Battisti, cioè allora, quella interlocutoria fatta insieme alla moglie, che era un po' di passaggio? lo sai qual è il bello di Battisti? Che lui non si ripeteva mai, ma in ogni canzone, non solo in ogni album. Cioè lui non gli piaceva, rifà le stesse cose, usa gli stessi strumenti. Addirittura lui una volta gli tardarono un album di 6 mesi e lui disse, cioè si arrabbiò perché disse quest'album ormai è passato. Quindi il bello dei Battisti è che in ogni sua canzone, album dopo album, che lui faceva l'evoluzione, e là mi impari ogni cosa da ogni album, fino a Panella. Lo sai che disse De Gregori? Disse noi dovremmo ricominciare tutti dal Battisti Panella. Questo è quanto. Ciao, ciao. Grazie per le tue canzoni, no, grazie e grazie anche per il ricordo appassionato di Lucio. E sicuramente è commovente vedere la devozione con cui un artista giovane si rivolge come ad un maestro, ad un artista che posso aver conosciuto io da giovane, che ho tanti anni più di te. Questo mi piace, e mi piace anche l'idea che tu non voglia fare una copia di Battisti, tu vuoi prendere lo spirito e farlo rivivere. Ora, per questo nelle tue canzoni compaiono anche degli spunti che rimandano al rap, sono dei motivi che sospendono la vocalità della melodia per darsi a scandire il parlato. Questo mi sembra anche un senso interessante di innovazione. Quello che ti vorrei chiedere però è questo: il movimento della società, il cambiamento grossissimo che porta non rende forse oggi impossibile ascoltare la musica come si faceva ai tempi di Battisti? Cioè tu dici, senza le sue canzoni non ci sarebbe stato, cosa avremmo cantato nelle spiagge? Beh, forse ognuno avrebbe indossato le proprie cuffiette e non ci saremmo nemmeno parlati. Non è questo anche una cosa che ci manca di Battisti? Assolutamente sì. Comunque quello che è importante è che al giorno d'oggi i tempi sono cambiati, però, ed è giusto, perché non possiamo rimanere indietro, è giusto che i tempi cambiano, però non possiamo dimenticare da dove veniamo. Questa è la cosa importante, è questo che tutti si dovrebbero ricordare, che noi non possiamo dimenticare da dove veniamo. Ecco, e poi se tutti tenessero a mente sta cosa, non farebbero, la musica non tenderebbe a scendere così basso, soprattutto quando si parla a livello televisivo. Io non mi vergogno a dirlo, sulla nota biografica ho scritto che ho fatto chiaramente capire che i talent hanno tentato di sterminare i cantautori, che queste manifestazioni musicali volgarmente chiamate talent, così ho scritto, proprio perché è per questo che ho detto dovrebbero mettere una materia, perché se noi teniamo a mente da dove veniamo possiamo andare avanti e ci possiamo evolvere bene, non possiamo andare all'involuzione. Qua stiamo andando all'involuzione della musica, secondo me. Ovviamente, attenzione, gli artisti bravi ce ne stanno tanti che non si conoscono, e io non dico mai ce lo voglio mettere in mezzo, ma che ne ho conosciuti a Roma, in giro per l'Italia, a Sanremo, ce ne stanno tanti e bravi, tanto bravi. Grazie. Prego, grazie a lei. Abbiamo finito. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.
Benvenuto a Tommaso I. Sono entrato bene? Perché sì, io sono veramente ansiosissimo. Perché grazie per il sottofondo musica. No, vi dicevo, sono ansiosissimo proprio perché sono ansioso di natura. E poi perché siamo in diretta nazionale streaming. Buonasera a tutti, comunque, salve. È un pubblico, grazie per avermi salutato. Ah, grazie. Io non so se capirete tutto quello che vi canterò stasera, perché io mi esprimo in lingua napoletana e quindi c'è il jack, ok. Però sapete, io ho imparato dai grandi tipo Sting, Peter Gabriel o anche Nino D'Angelo per esempio, che c'è qualcosa che va a... Perché ridono? No, Nino D'Angelo ci denuncia. No, e vi dicevo, c'è qualcosa che va oltre il linguaggio, il lessico, e quella cosa è il suono che è una lingua universale e riesce a coinvolgere tutti. La canzone che vi sto per far ascoltare parla di geni analfabeti, che sono una categoria di persone che ho incontrato nella mia vita, in particolare di uno, si chiamava Pino. Io, sapete, ai tempi del liceo, non tantissimo tempo fa, mi capitava di andare a scuola con la metropolitana, perché non avevo il motorino, quindi a livello di ragazze zero, e quindi andavo con la metropolitana e mi capitò di conoscere questo personaggio che si chiamava Pino, che si vantava con me di avere una sorta di suono divino, oppure di titolo di studio, sapete una cosa, e sapete qual era questo dono divino che aveva questo personaggio? Era quello di andare da una parte e l'altra della città senza mai fare il biglietto. E se ne vantava. Un giorno disse: guarda, sto arrivando da Villa Literno, io andavo a scuola all'Umberto, a Piazza Amedeo, non so se conoscete, però erano 70 chilometri quasi, no? Sapete, sono arrivato senza fare il biglietto. Che cosa mi successe? Una mattina purtroppo non feci il biglietto anch'io, soltanto una mattina, ve lo giuro. Salì sul treno e non ebbi né l'estro né la fortuna di Pino. All'improvviso uscì il controllore da una porticina: giovanotto, biglietto? Io, guardi, proprio questa mattina non ce l'ho. Devi scendere. Mi prese per un orecchio, mi ricordo che quel giorno il treno era vuoto, c'eravamo soltanto io e una suora, pensate. Mi prese per l'orecchio, aspettò la fermata, mi invitò a scendere, e mentre lui mi tirava per questo orecchio, io guardai nell'enorme finestrone e vidi che questa suora mi sorrideva, ed era Pino che si era vestito da suora per cercare di scappare il controllo. E adesso vi facciamo sentire questa canzone che gli ho dedicato, perché ho pensato: questo Pino si innamorerà di qualcuno, vivrà questo genio analfabeta. Siete pronti? Bellissimo, vai. Rose color, dove ne sta facciato, i roppe parole, l'amore, aiango canto, che scende per preta sera come si fosse adoro, pronne limone, sta musica che sai e s'avvicina, apre voce rara, un mene che mattina, e rinnova la gente senza meta. A me, che so genio analfabeta, a me, che so genio analfabeta. Occhi d'argento, guarda una vita come se fosse muore cemento, cuore malato, che passa sto tempo sulla lue spina e notte sciatata, bella guagliona,
che c'è una sera schiocchi passa, che balla in coppa file panne sparse, per rinnovare la testa e la cometa, a me che sono genio analfabeta, a me che sono genio analfabeta. Frondelimo, sta musica che sai e s'avvicina, fra voce rara mena che mati, e rinnova la gente senza meta, a me e che sono genio analfabeta, a me e che sono genio analfabeta. Grazie mille, grazie, grazie, mio cugino che è il prossimo pezzo che vi proporrò, bello proporrò, non so come mi è uscito però, e vi canterò, è un pezzo che mi è arrivato all'improvviso sul balcone di casa, si chiama Gioia, è una canzone che ho scritto a 15 anni, scusate, ho scritto a 15 anni ed è stata una sorta di dono perché mi arriva questa melodia sul balcone di casa e incomincio a scriverla tutta di un fiato. Io penso che la gioia è il culmine massimo della felicità, come se la felicità fosse l'Everest e la gioia la sua cima. Parla in realtà di Napoli. Sapete, spesso mi dicono per come mai gioia? In realtà è una canzone che parla di speranza, è un po' strano, no? Perché in realtà sapete, credo che è meglio lasciare le parole alla musica. Gioia che sera arriva un po' barcone, pazze con l'acqua e mare tras, dopo accisa e persone, coppa sto mondo amare. Gioia che sera tras, rindano vasce, insieme suono, insieme paura, e che ingorpita nella raggia e poi fa capo e mur. Gioia che cara, cielo come una stella, e canta nonna non ne fuia. Andi pensiero era più bella quando sei sagonna. Gioia che a notte non fa più mestiere e cerca che ne scalo funna coppa sti vicoli e quartiere sta chi può cagno un mu. A gioia che viene e se ne va e a scarpa insieme al sole chi sente più dolore gioia. Per strade e per città si mesca che parole e chi ti dice amore. Gioia che roba tempo trova fatica e può crescere figlio gioia e chi succede a un'amica che l'erano consiglia. Gioia chi si passa sotto la luna e a lucca forte amore mio e chi fa pace che fortuna e a notte incontra a Dio. Ai gioia che viene e se ne va presa chi con le storie e belle buone amore gioia. È un figlio che verrà la luce chi ne fa e chi ci crede ancora. Ah, gioia chi se ne fotta e tutte le giorni votta a gamba chi capisce per prima capire ci sfotta e poi sulla pazia. Gioia chi si spoglia a nura
e lascia sera per me e sei via, gioia che non tiene paura d'oscuro, e dice che stai a casa mia, ai che stai a casa mia, no, 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 che stai a casa mia. Signori, con le mani per favore. Ancora, mi piace. Donami te confi qui sta fediet, con la mini con la bangue di là. Già parliamo mo già famela, in a sei monè. Confi qui da fai gioia, che ve ne sono vai, aspetta tutte le notti e te ne vicino e poi a presto suona va, a te che torna da luce ramati, da luce ramati, da luce la mattina. Grazie. Sì. Sapete, la prima stesura della storia di Cenerentola è nata a Napoli, un libro che si chiama Lucunto dei Cunti, scritto da Cesare Basile. In realtà si chiamava La gatta Cenerentola. Io ho pensato di fare una canzone dedicata a una figura particolare di questa storia, che è la fata. A me è sempre entusiasmata la figura della fata, che all'improvviso arriva, trova questa ragazza che purtroppo non gli va bene nulla e decide di aiutarla, e proprio senza neanche volere nulla in cambio. E io penso che sia bisogno di tantissime fate di Cenerentola in questo mondo. Purtroppo ce ne sono poche, forse solo nelle fiabe. Aspetta, perdonate, la foto. Vai, Nata. Ne faccio una finta, scusa. Ok, no, adesso ve la facciamo sentire. Siete pronti? Avete finito di accordare? Perché non sapevo più che stronzata già fare, quindi ok. Siete pronti? Via, boom. Se dice che povera c'è ste, una fata con una veste fronnerosa, capilla iangalato con maneve, odore di cerane e malvarosa, occhio celeste, turchino chiuro mare, paziella casa aperta, mi zemmo lì che pana. Amore, siamo una cara, state con me. E volano la cielo fra ricordi e cielo nere, due sorelle e una matrigna che ne miri, e 3000 sorricini, annanza una cucuzza che poi macchiata vento poca rossa. Si m'ha messi candela, a piccia luce quando a notte avvena. Fata, che spiezza sti catena, e a ogni Cenerentola vuoi bene. Se dice che povera c'è ste, una fata con una veste assai curiosa, a certe persone solo c'è,
Ah, e tu sapevo ricciare ogni cosa, core cristallo, areta una mantella, fatte suono perdute, e coprici le stelle. Stasera siamo innamorati, state con me. Ah, torna a briccere, prima che tempo se ne accorge, voi aprisse l'ancetto rovi l'orge. Hanno principe un sorriso, che tutte sere aspetta, chi ferma una perduta sta scarpetta. A fata, si mi ha messo in candela, a piccia la luce quando a notte viene. Ai fata, che spiezza sti catene, e a ogni cenerentolo vuoi bene. Grazie mille. Grazie. E questo è a tutte le cenerentole presenti e alle fate. Grazie. Sì. Li posso cacciare questi qua? Come vuoi. Vada, andate. Ah, scusate, ve li presento, perdonate. Lui è Enzo Fonicello alla chitarra. Me li stavo dimenticando. Lui come fai di cognome tu? Luigi Castiello al contrabbasso. Steve Gadda Pasquale Benincasa alle percussioni e alla batteria. Grazie. Sono qui. Sì, io sto seduto in piedi, è uguale, però mi alzo. Va. Puoi rimanere. Ma vengo qui così mi faccio vedere. Buonasera. Buonasera. Scusa, non sapevo. Questa figuraccia a livello proprio nazionale, va. Salve. Salve Tommaso, grazie per quello che avete suonato e per come l'avete suonato. Grazie mille. Io avrei un paio di curiosità e se ti va certo. farei un paio di domande. Una riguarda questa dimensione della tua canzone. Indubbiamente sei aiutato da una molto bella voce che ti permette anche di cogliere aspetti intimisti nella canzone d'amore. Sì. Solitamente la canzone d'amore napoletana un po' è già consegnata, come dire, al popolo, al quartiere, e nasce già diffuso l'amore a Napoli, e quindi tu introduci questa dimensione intima che rende qualcosa di diverso il cantare l'amore con i testi che tu hai scelto. Quindi la prima cosa che ti voglio chiedere è se non sia poi una mescolanza tra la canzone d'amore quale è ereditata a Napoli e conosciuta oggi, si faceva riferimento anche a cantanti, sì. Ci siamo capiti, e una sorta di nenia d'amore che potrebbe anche avere delle origini molto più antiche. Io penso ad esempio ai cantici spirituali e d'amore di Alfonso Maria de Liguori. Sì. Tutto questo mi fa venire in mente che forse il vostro è anche un lavoro di scavo in questo senso, forse cercate questo tipo di radici. Una sonorità. Sì. Questa è la prima domanda. La seconda, secondo la tua risposta, certo, è questa: ma il quartiere, che era la centralina in cui nascevano queste canzoni, non è oggi pericolosamente in crisi a Napoli? E questo cosa significa per la canzone di domani? Sai, c'era un vecchio filosofo che diceva che Napoli è una sorta di spugna porosa, ovvero assorbe tutto ciò che viene da oltre i suoi confini e riesce a farlo proprio. È stato così nella cucina, nella culinaria, ed è così anche nella musica. A un certo momento della storia napoletana si è avuto, oppure si crede che all'improvviso ci sia una sorta di stallo, ma invece non è così. Sa perché? Perché la concezione della musica napoletana, quello che i critici e i giornalisti, oppure che forse gli altri non capiscono, è che veramente si parla di una sorta di città, di stato costretto ad essere città,
Non dimentichiamoci che fino a 153 anni fa era un regno e ragiona ancora in quella maniera. Napoli è come se fosse una sorta di pianeta a parte che si confronta con gli altri pianeti, con le altre realtà, mescola. E questo però è il bello della canzone napoletana, che forse quando poi si va avanti negli anni, per esempio io non credo che tutti i giovani conoscano chi siano gli autori di O Sole Mio oppure di Fanesta Vascia o di... però si sa che si parla di canzone napoletana perché c'è una sorta di identità che anche se la fondi con il rap come succede ad oggi, io lo faccio con la musica sudamericana e brasiliana, oppure chi lo fa con il punk e anche i neomelodici, parliamo anche di loro, hanno sempre una sorta di idioma comune. Questa è la forza della musica partenopea che non muore mai. Io penso per una cosa, sa, Napoli è la città italiana che in questo momento ha più bisogno di musica. Non mi ricordo la seconda domanda. Grazie. No, non ha importanza, però Sì. era una domanda sul quartiere. Tu Ah, hai sì. in parte risposto a questo. No, invece no, ci tengo per rispondere a questa cosa. No. Grazie. No, le spiego, grazie. No, io vengo da un quartiere che è un quartiere di pescatori, che è Posillipo, vivo in un posto che si chiama Mare Chiaro. In realtà, sì. No, dovrebbe essere il quartiere. Io invece penso che sia un quartiere profondamente malato. Ecco, ora non posso tornare a casa perché sicuro mi stanno seguendo di questa cosa, però invece è così perché oltre alla concezione dei pescatori, c'è quella Napoli rurale, quella Napoli, c'è anche quella borghesia che non è solo napoletana ma italiana, che è la borghesia che viene da un ventennio di mala politica, che viene da un assopimento culturale generale in Italia. E io penso che io ho fatto un disco che si chiama Posillipo Interno 3 e farlo in un quartiere dove la musica che si ascolta è l'house. Ma non perché ho qualcosa da ridire contro l'house, però vedo che c'è una sorta di dominio di quello che in realtà è la musica di plastica. Io mi dispiace dire questo, magari qualche DJ mi aspetta con la mazza sotto casa, però è così, la musica una volta aveva un senso completamente diverso e adesso invece si è abbassata a sottofondo per i drink, per i cocktail nelle discoteche dove i ragazzi vanno. Io ho fatto nel quartiere bene, dove nessuno pensasse, sai, ci fossero questi problemi, ho fatto un disco parlando dei problemi del mio quartiere, parlando d'amore, parlando di tantissime cose e qualche giovane mi segue. Io non so se sono migliore delle persone che critico, però sono sicuro che loro non sono migliori di me. Allora, dopo aver capito che sul palcoscenico del ristorante di tuo nonno qualcosa hai imparato fin da piccolo, sì. Ti ringraziamo. Ciao. Grazie mille. A presto. Grazie. Oggi, come sapete, le proposte erano 6 e quindi la serata si chiude con L'Utapage. Benvenuti. Vedo già qualcuno che si stava alzando sperando di andare al bar, invece c'è ancora un altro gruppo. Ma dai, cercheremo di non portare troppo avanti la vostra pazienza. E invece no, abusiamone. E a noi non ci basta il batterista, quindi non vi chiederemo una mano, vi chiederemo tutte e due. I piemontesi sono così. Grazie. Siete la miglior percussione del mondo.
via sempre con 2 scarpe, una valigia di cartone, fare del viaggio la tua casa, il mondo come una nazione, lo San fan della patria. Questa patria non c'è chiara e se è un'idea che gli è sfuggita, l'ha cercata sulla strada. Tempo che vola, pile stride di bestemmia alla memoria, di lui non si ricorda il nome, ma sappiamo che questa storia comincia con 2 scarpe, una valigia di cartone e un amore che ha per nome rivoluzione. Se si era innamorato a stare dal lato sbagliato, scriveva lunghe lettere, chissà se la sua lingua era poesia per un amore andato via, piangeva lei e la chiamava libertà. La bella che addormentata, la 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 la, ha un nome che fa paura. La bella che addormentata, la 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 la, ha un nome che fa paura. Se si era innamorato a stare dal lato sbagliato, scriveva lunghe lettere, chissà se la sua lingua era per un amore andato via, piangeva lei e la chiamava libertà. La bella che addormentata, la 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 la, ha un nome che fa paura. La bella che addormentata, la 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 la, ha un nome che fa paura. Grazie, scusate il disordine, un po' il casino.
Grazie. Dice troppe volte parto poi non parte mai, chi urla parto partirò poi sempre resta, chi ama dire addio ma poi non abbandona mai, gente che cambia l'aria in bocca non in testa. Dicevi il viaggio spesso è un viaggio vano, è un'idea che dà una mano a chi non se ne andrà più. Un piede dopo l'altro sei partito il viaggio, il tuo ricominciato da cui non si torna. Non sa Sebastian, non si sa, però a fermarsi sceglierai che so la terza. Tra Pau e Carcassonne, tra CPA, Bergamo Nord, chi ci arriva se ne parte, chi ci resta. Dicevi il viaggio forse è un viaggio vano, è un'idea che dà una mano a chi non se ne andrà mai. Sarà che senza scelta sei partito il viaggio, il tuo è ricominciato e da cui non si torna. Il mare viandra pa, 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 il mare viandra pa. Il mare viandra pa, il mare viandra pa. Grazie, Luta Pace. Siamo Chiara Cesano al violino, siamo Nicolò Cavallo al basso, siamo Daniele Caraglio alla batteria, siamo Dario Littera alla chitarra elettrica, siamo Marco Barbero, flauti e buzuki e molte altre cose. E siamo anche me alla chitarra. E siamo Sergio Pozzi alla chitarra e alla voce. Molto bello questo Siamo, dà l'idea proprio del gruppo. Dunque, abbiamo sentito 3 brani, di cui uno... Sono qua, Buonasera. Buonasera.
di cui uno strumentale, canzoni molto coinvolgenti, trascinanti per ritmo, orchestrazione. E nel gioco di prospettive dei vostri brani, i testi mi sembrano abbastanza retrostanti rispetto all'ambientazione musicale. Mi chiedevo se i testi sono per voi appunto un'opportunità per introdurre uno strumento in più che è quello della voce, o se rispondono in qualche modo a una precisa emergenza comunicativa. È una bella domanda, di quella a cui piacerebbe dare una bella risposta, però quelli furbi sono andati di là. E quindi tocca a noi due, quindi accontentatevi, si accontenti. Non so come funziona, si dà del lei, sì, è più elegante. No, non è necessario. Comunque, andiamo sull'impersonale, bisogna accontentarsi un attimo di quello che potrebbe essere la nostra risposta. Dunque, sì, i testi. Per noi scrivere e cantare in italiano è un po' una novità, nel senso che noi arriviamo, come Valeria, la prima artista che si è esibita stasera, arriviamo da quella bellissima chiappa del Piemonte, una chiappa fatta un po'... un rene ad Alpi, e quindi siamo lì nel fondo, nell'angolo del Piemonte tra Liguria e Francia, e quel patois che si parla, quello che si suol dire occitano, è un po' quello in cui noi abbiamo sempre cantato, e quindi sì, forse c'è un'attenzione più verso il suono che verso le parole, nel senso che c'è un testo che si deve sposare alla musica, però forse deve lavare i piatti e i pavimenti e stirare. E quindi sì, i pantaloni in casa li portano sicuramente gli strumenti, però battute a parte non credo sia una questione di servilismo del testo nei confronti della musica. O meglio, ci piace pensare che i nostri testi comunichino qualcosa tanto quanto lo comunica il nostro violino o il nostro flauto. E certo, nel clima e nell'ambiente dove siamo abituati a suonare, c'è più gente che alza il gomito rispetto a quella che magari fa attenzione ai testi, quindi no, però questo non vuole screditare. Se ci aveste avvisato avremmo provveduto a farci trovare a un certo livello. Ma io, avendo visto una discreta coda al bar, non ho pensato di... Ringraziamo gli amici del bar. Non spingete. Sì, sono qui. Grazie. La ben vediamo. È molto bello e molto suggestivo sentirvi cantare in questo modo e muovervi anche in questo modo, come se voleste chiamare a danzare. Ora, la domanda è piuttosto una curiosità che ho io. A noi, quando ci fanno studiare la canzone, ci dicono che la canzone e la danza rappresentano due tradizioni che rimangono distinte, e queste due tradizioni hanno anche stilisticamente qualcosa di inconciliabile, perché la danza rappresenta il ritorno costante, il cerchio che non si muove, che non si schioda. La canzone invece introduce un elemento di soggettività, c'è qualcuno che ama, c'è qualcuno che soffre, c'è qualcuno che... Ora, nella vostra musica mi sembra di cogliere entrambe le esperienze, per cui è quasi d'uopo chiedervi quali siano stati i percorsi che vi hanno portato a questo stile personalissimo. Se vuoi iniziare a rispondere io, dopo vado avanti io. Okay. Sì, è vero che forse sono un po' distinte le danze e le canzoni, però anche è vero che fondamentalmente ogni canzone è una danza, cioè ogni canzone, anche di un cantautore famosissimo italiano, se la mettiamo in una determinata cultura con un po' di fantasia la si balla, e quindi perché non raccontare delle storie? Noi stasera abbiamo con la prima canzone raccontato fondamentalmente un viaggio che doveva iniziare, che si è sempre sognato di fare, e poi questa persona non ce la fa perché purtroppo manca, ecco. E anche se il ritmo è coinvolgente, abbiamo cercato appunto di raccontare storie che poi ci riguardano, perché sono storie nostre, e siamo molto contenti che sia stato colto tutto questo. Vuoi aggiungere qualcosa? No, sono stato splendido, esaustivo. Emozionato? A tratti biondo sei stato. Sono bianchi. Ah, è la luce.
Vi togliamo dal simpatico impasse. Grazie. Ciao. Allora, è il momento della consegna del premio Un Certain Regard e come sapete non è collegato alla selezione dei 16 finalisti, ma registra delle impressioni riguardo alla performance che più ci ha durante la serata, e vorrei invitare sul palco per la consegna e anche per scoprire a chi va stasera questo riconoscimento il presidente della Società Filarmonica Drammatica, Alfonso Cacchiarelli. Buonasera. Microfono. Buonasera. Ezio, questa volta so tutto chi ha vinto, non è come l'altra volta. Bene, posso annunciare? Allora, questa sera vincitore, anzi la vincitrice, perché una ragazza, Flo. Congratulazioni, e l'appuntamento per chi vuole è a venerdì prossimo qui in Filarmonica o la mattina per la proiezione del film dedicato a Enzo Abitabile. E il pomeriggio alle 17:30 incontro sempre con Enzo Abitabile all'aula A di filosofia, Università di Macerata, via Garibaldi. Io ne ho già sete, le verrà nel tempo che verrà e scenderà giù per la collina da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove e piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei verrà, ma d'estate le verrà, perché aspetto già, scenderà, forse di mattina, dal fiume che va. Amore che non dai più sogni, amore che non dai. Io ne ho già scenderà, forse di mattina, dal fiume che va. Per noi avrò strane parole, quelle che non riesco a dire mai, parole di cui ti vergogni. Ci sarà il sole nella stanza in fondo agli occhi tuoi, amore che non dai più sogni.